Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Si comincia questo pomeriggio domenicale, la 13ª giornata di corse del 2023 all'ippodromo Arcoveggio, con una prova per i gentleman. La prova a reclamare, sono in 11 al via, con il numero 1 Birba Piz, 2 Special Matto, 3 Borea Gall, 4 Zemambini, 5 Canal Grande Rob, 6 Bono Jet, in seconda fila 7 Tancredi Sartor, 8 Bomber Alter, 9 Allegro La Sol, 10 Enni Pan, 11 Zaffiro Como. La favorita è Canal Grande Rob, numero 5 Matteo Zaccherini in seriolo, con quota in discesa. Problemi per Bono Jet dietro l'autostart. E si parte con gran lotta per il comando. Zemambini cerca di scavalcare Birba Piz, al largo Canal Grande Rob, Birba Piz rientra Zemambini, persevera in mezzo alla pista invece Canal Grande Rob, che cerca di andare a sfilare al comando, rimane per il momento numero in 6, terza ruota. Bono Jet squalificato. Si completano così i primi 200 metri di corsa in 14,8, con Canal Grande Rob che aggira Zemambini, si presenta su Birba Piz e ottiene il via libera. Dopo 300 metri di corsa, Canal Grande Rob al comando nei confronti di Birba Piz, quindi Borea Gall, mentre è rimasto di fuori Zemambini che retrocede, non concede schiena favorevole a Enni Pan, che è costretta a risalire così allo scoperto. 28,8 per i primi 400 metri di corsa, molto svelti. Ora Matteo Zaccherini riprende in mano con Canal Grande Rob, rallenta in maniera abbastanza netta il ritmo, c'è una frazione in 16 e al passaggio davanti alle tribune Canal Grande Rob è in vantaggio, mentre sbaglia Borea Gall, che era in terza posizione. Numero 3 Borea Gall avanza al largo allora Zaffiro Como, che si porta in quarta posizione, trovando anche lo steccato avanti a Special Matto. La metà gara in 1 minuto. Canal Grande Rob in vantaggio e Enni Pan di fuori. Alla corda Birba Piz, poi Zaffiro Como, ancora Special Matto che precede Tancredi Sartor. Il primo chilometro se ne va in 1,15,5, con Canal Grande Rob in vantaggio e Enni Pan al suo esterno. Allo steccato Birba Piz in pariglia Zaffiro Como, gli altri più indietro, con Bomber Alter che prova a risalire ma è ancora distante dai primi. 1,33 3/4 di miglio, con una frazione in 14,8. Canal Grande Rob che continua in vantaggio, Enni Pan che attacca, scatta invece in mezzo alla pista Zaffiro Como, i tre a ventaglio all'ingresso della dirittura d'arrivo, con Canal Grande Rob che vende cara la pelle allo steccato. Enni Pan che persevera sul passo in mezzo alla pista Zaffiro Como, Canal Grande ancora in vantaggio ma c'è Zaffiro al largo di tutti che dà lo spunto. Canal Grande che si riprende allo steccato, Zaffiro che insiste, i due testa a testa fin sul palo ed è Canal Grande Rob a portare a casa la vittoria nei confronti di Zaffiro Como, mentre per il terzo posto lo scatto bruciante di Tancredi Sartor a centropista, che trova tardi da correre, costringe Enni Pan alla fotografia. Il successo di Canal Grande Rob Matteo Zaccherini per Manuel Galeazzi, con la signora Annalisa Consoli al secondo è Zaffiro Como, al terzo è Tancredi Sartor. Il successo è il numero 5 Canal Grande Rob Matteo Zaccherini.